Amici, il mio viaggio oggi comincia da Mediis e vi illustrerò la tappa del Giro d'Italia che arriverà a finire sullo Zoncolan. Quindi i ciclisti avranno già percorso parecchie decine e decine di chilometri e cominceranno a transitare appunto per le strade di Mediis. Dopodiché arriveranno ad Enemonzo, Villa Santina, passeranno per Caneva vicino Tolmezzo e proseguiranno passando sotto la galleria che li porterà per le varie frazioni di Tolmezzo, Terzo, Casanova, quindi per Formeaso, frazione di Zuglio, poi Arta Terme e arriveranno a Sutrio. A Sutrio gireranno a sinistra e cominceranno la fatica per lo Zoncolan. Cominciamo dunque il nostro viaggio da Mediis. Per gli appassionati della mountain bike, qua inizia un percorso. Adesso vi faccio vedere giusto il luogo della partenza. Come potete vedere alle mie spalle, qui inizia la strada per un percorso in mountain bike. Come si legge sul cartello, il tempo di percorrenza previsto è 1 ora e mezza, che ovviamente varia a seconda della media che tenete. La lunghezza è di circa 10 km in strada asfaltata e il dislivello è di 350 metri. La strada è sia asfaltata che sterrata, scusate. Bene, riprendiamo il nostro viaggio verso Enemonzo. Come vedete sto sfiorando i 50 km/h e non sto neanche tirando più di tanto. La strada è in pendenza, c'è un leggero venticello a favore, quindi immaginatevi voi i ciclisti nel giro che velocità potranno raggiungere con queste strade. Adesso passeremo su un ponticello da un'architettura un po' particolare, molto bella. Veniamo. E per la strada sulla destra c'è questa bella chiesetta. Adesso ve la faccio vedere, l'ho scoperta proprio oggi per caso mentre mi informavo sul percorso del giro. Io passo spesso da queste parti e non l'ho mai vista. Adesso ve la faccio vedere. È una chiesetta molto piccola ma è carina. Adesso leggiamo la targa per darvi qualche informazione in più. Chiesa della Fluvigna, dedicata alla Madonna della Salute, consacrata il 23 agosto 1622, distrutta da un'alluvione nel 1692, ricostruita nel 1874 da Giovanni Mazzolini, consacrata il 20 novembre 1897, restaurata dalla famiglia Mazzolini Luciano nel 1997. Grati per questa testimonianza di fede, eleviamo una preghiera alla Madonna. Bene, riprendiamo il nostro viaggio. Ci allontaniamo dalla chiesetta di Fluvigna, che si trova nella strada poco prima di arrivare ad Enemonzo. Adesso anche noi arriveremo ad Enemonzo. Prima di dimenticarmi, adesso non mi fermerò, ma vi farò vedere lo stesso le immagini che ho girato in un'altra occasione. C'è una piccola ancona con un piccolo crocifisso, proprio a poche centinaia di metri da qui. Andiamo. Stiamo per entrare ad Enemonzo. Su tutto il paesaggio spicca il campanile. Il bordo della strada è parecchio dissestato e costringe i ciclisti a stare sicuramente al centro della carreggiata. Quindi adesso entriamo a Quinis e alla nostra destra possiamo mirare il campanile storto. Stiamo lambendo la frazione di Esemondi Sotto. Siamo entrati a Villa Santina, adesso passeremo per il centro.
Quella che avete appena visto scorrere è la chiesetta di Sant'Antonio, che si trova proprio alle porte di Villa Santina. Ci stiamo dirigendo in direzione Tolmezzo. Questa invece è la chiesetta di Madonna del Sasso ad Invillino, frazione di Villa Santina. Ci stiamo avvicinando a Canneva di Tolmezzo. All'altezza del ponte si svolterà in direzione Zuglio e si passerà sotto alla galleria Clapuz. Quindi si correrà attraverso le frazioni tolmezzine di Casanova e Terzo e, prima di entrare in comune di Zuglio, si transiterà vicino all'antica fontana delle Tre Croci. Quindi a Formeaso, frazione di Zuglio, anche se non proprio sulla strada, si passerà accanto alla curiosa casa a piramide. Tempo fa l'ho visitata ed ho anche intervistato il proprietario costruttore. Ti lascio il link del video in descrizione. A Zuglio il giro sfiorerà il monumento ai caduti ed il museo e giungerà quindi al ponte. E dopo questi chilometri un po' in sale e scendi ci si trova a raggiungere il ponte di Zuglio. Da qui si girerà a sinistra in direzione di Erta Terme. Ma il giro continua dritto per questa strada, sino a Sutrio. Siamo sul ponte e a brevissimo saremo in comune di Sutrio. La fatica comincia subito qui a Sutrio. E come avete potuto vedere, non appena siamo entrati a Sutrio hanno cominciato ad aumentare notevolmente le pendenze e questa è la strada provinciale, come si vede dal cartello, dello Zoncolan. Quindi i ciclisti continueranno su di qua, faranno la loro fatica e arriveranno al traguardo. E intanto che continuo la mia salita, vi racconto che dal 2003 ad oggi ci sono state 5 tappe che sono terminate sullo Zoncolan. Nel 2003 la scalata è avvenuta dal versante di Sutrio, mentre nel 2007, 2010, 2011, 2014 e 2018 da quello di Ovaro. Vorrei potervi dire che il peggio è già passato, ma siamo praticamente ancora all'inizio. Le pendenze per adesso sono sopportabili. Ho sfiorato il 10%, adesso il 9,2% di pendenza oscilla tra il 7 e il 9%. Continuiamo. Nel 2003 ho avuto la fortuna di trovarmi proprio sulla linea del traguardo ad assistere all'arrivo dei ciclisti. Vi metto alcune immagini che ho realizzato. Vinse Simoni davanti a Garzelli, seguito da Casagrande e Jaroslav Popovic. Pantani arrivò quinto. Purtroppo non appena tagliò il traguardo venne immediatamente inghiottito da molte persone e questo è il miglior scatto che sono riuscito a fargli. Quella volta, dopo la doccia fatta con lo champagne stappato da Simoni, ho anche seguito dal vivo una parte del processo alla tappa condotto da Galeazzi. Chi vincerà la tappa del 2021? Ci penso. Nel frattempo continuo a salire. La pendenza aumenta, le pulsazioni aumentano, la fatica aumenta, ma probabilmente il bello del giro è proprio questo, per cui anche l'impazienza di vedere questa tappa aumenta. Continuiamo per la nostra fatica. Bene, ed oggi posso dire, ultima parte della tappa del Giro d'Italia, Lucoral è stato qui. Un saluto in salita da Lucoral.